Aiutaci a combattere il caporalato. Segnala il tuo caso o quello di cui sei a conoscenza a SOS Caporalato 800 199 100. La denuncia contro il caporalato in Veneto è in forma completamente anonima, in modo da tutelare la persona contro eventuali forme di ritorsione. Fenomeno questo, specie nel settore dell'agroalimentare, che cresce anche nella nostra regione, puntualizza l'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan. La provincia che ha il maggior numero di segnalazioni, di emersione, quindi la volontà di rendere regolare la provincia di Verona, ma la sua configurazione è evidentemente quella di un mondo molto agricolo, molto ampio rispetto proprio ai settori di riferimento, segue parimenti Treviso e Vicenza. A denunciare i casi di sfruttamento con i diritti violati della persona e del lavoratore è FAI CISL Veneto. Con il patrocinio dell'assessorato al lavoro del Veneto rilancia con forza la campagna nazionale SOS Caporalato. È uno strumento che consente ai lavoratori di segnalarci queste situazioni e restare in anonimato, perché la paura tra i lavoratori del settore è chiaro è uno dei deterrenti purtroppo più forti. Dopo l'emersione di quanto accadeva in Sicilia, anche nel Veneto si alza la guardia, intensificando le azioni di presidio e prevenzione, specie in vista della ripresa dei lavori agricoli della prossima primavera. Lavorano 20 giornate al mese, ma vengono retribuite 10 giornate e per la maggior parte dei casi nemmeno retribuite con una busta paga, ma in nero con retribuzioni che oscillano dalle 3 alle 5 euro.